Allora, rieccoci insieme. Ci ha raggiunto anche il consigliere Antonino Pipitone, Italia dei Valori. Beh, lo possiamo dire, futuro candidato alle primarie per la Regione Veneto. Sì. Abbiamo il piacere di averlo. No, e come dicevo all'inizio, il suo apporto è anche qui importante perché voi vi siete mossi un po' a livello nazionale e lei se ne fa portavoce a livello territoriale per provvedimenti normativi di carattere penale e quindi smuovere la cosa un po' più in modo profondo, per cui vedremo come e in che termini. Certo. E lì si riallaccia quanto le forze dell'ordine possono fare o non fare, cioè ovvero una persona giustamente, adesso chiedo anche a voi, arriva ferita eccetera, quante volte viene segnalato il fatto e quante volte questa denuncia va a buon fine? Dunque, la denuncia va a buon fine nel senso che le forze dell'ordine sono tenute a raccogliere la querela da parte della donna persona vittima di violenza. Per quanto riguarda poi gli operatori sociosanitari hanno l'obbligo di denuncia d'ufficio se la prognosi è superiore ai 21 giorni. Purtroppo poi per l'iter legislativo, l'iter della magistratura è molto lungo e la violenza deve essere provata e provare qualcosa che avviene all'interno delle mura domestiche non è facile e quindi spesso il fascicolo ha bisogno di un po' di tempo per essere composto. Intanto purtroppo le violenze vanno avanti e alcuni casi hanno l'epilogo appunto nel femminicidio. Infatti i casi di femminicidio non nascono dal nulla, nascono da lunghe storie di violenza subita all'interno della relazione di coppia. Allora una donna che subisce un atto di violenza, anche giovani donne, peraltro ho avuto l'opportunità di avvicinarne, speravo potessero lasciarci delle interviste, ma proprio nessuna vuole parlare, è comprensibile, insomma anche straniere. Che cosa possono fare? Allora, per richiedere aiuto... Perché se vanno i carabinieri e vengono scoperte dal compagno che fanno una cosa del genere, se le beccano ancora di più. Per chiedere aiuto e informazioni c'è il numero nazionale 1522, aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno, per avere almeno una prima risposta. 1522 che numero è? È un numero verde, gratuito, nazionale, sì, che poi passa la chiamata, perché è un centralino, passa la chiamata al centro antiviolenza provinciale competente. Per la provincia di Padova rispondiamo noi. Noi abbiamo un numero verde 881 46 81, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Quindi cerchiamo di dare più risposte possibili. Attraverso questo numero poi si può fissare un appuntamento per avere un colloquio in uno dei nostri sportelli. Attualmente abbiamo 2 sportelli a Padova, uno a Piove di Sacco, uno a Este, uno a Abano e è in apertura lo sportello nell'Alta Padovana Cittadella. Dove si trovano queste informazioni? Perché io nel frattempo avevo cercato di capire simulando una situazione caso, però avevo trovato un po' di problemini a trovare informazioni. Queste informazioni si trovano sul nostro sito centrodonnapadova.it e appunto chiamando il 1522 che è il numero di pubblica utilità per donne vittime di violenza. Quindi 1522 è la cosa più semplice in assoluto perché non ha dimestichezza col web. Ma poi può farci un esempio, un caso di successo del sostegno che avete dato, un caso di successo, poi senza magari dare riferimenti molto... Certo. Allora, l'anno scorso abbiamo aperto le case di accoglienza grazie appunto al finanziamento ricevuto tramite la legge 5. E una donna di nazionalità rumena è stata accolta con le 2 figlie minori in seguito a una denuncia appunto per maltrattamenti in famiglia, quindi non si trattava soltanto di un episodio di violenza, quasi nessuna denuncia il primo episodio di violenza, ma una serie di maltrattamenti sia fisici che psicologici che economici. In seguito a questa richiesta d'aiuto, la donna con le 2 figlie minori sono state accolte nella casa di fuga del comune di Padova. Successivamente ai 6 mesi di permanenza in casa di fuga, in casa di sgancio, sempre sul territorio padovano. Cosa vuol dire casa di sgancio? Casa di sgancio è una casa di secondo livello, quindi quando non è più preminente il problema della sicurezza, la donna viene accompagnata verso l'autonomia e quindi in una struttura sempre fatta come una comunità, quindi dove condivide gli spazi con altre donne provenienti dalla stessa situazione, da situazioni simili, la donna viene accompagnata alla ricerca lavoro e alla ricerca casa.
però a me sembra che il periodo più critico sia quello precedente a questo, giusto? Nel momento La casa di fuga. Ecco, come è stato vissuto il rapporto con il partner? Cioè, c'è stato un distacco? Praticamente come funziona? C'è stato un distacco. Casa di fuga vuol dire una casa a indirizzo segreto, dove la donna con le figlie minori sono state accolte e da cui non potevano uscire se non accompagnate dal personale che lavora appunto nella struttura o dal personale dei servizi sociali. Visto che le risorse non sono illimitate come invece forse dovrebbero essere per aiutare appunto le donne a ricominciare una vita, c'è bisogno di un lavoro di rete e quindi un lavoro delle forze dell'ordine che proteggono appunto la donna se si deve recare al lavoro e quindi sanno se è in pericolo, sanno che devono avere più attenzione verso quel luogo della città. E il finanziamento prevede anche questo passaggio, questo sostegno? Alla donna? All'aiuto delle forze dell'ordine? No, prevede il lavoro di rete, prevede appunto un tavolo a cui adesso ne parliamo, siedono, magari sì, risponde il Presidente Tragnago. Forse. Fare rete vuol dire iniziare a parlare uno stesso linguaggio, a guardare la situazione della violenza un po' con gli stessi occhi, anche se si proviene da professioni diverse, e quindi riconoscere la vittima e i minori coinvolti come vittime appunto, e quindi sostenerle in tutti i modi possibili. Ecco, non sono stati tolti i figli in questo caso, sono stati ospitati assieme alla madre, perché molti hanno paura che i figli vengano tolti. I figli non vengono tolti nel 99% dei casi, questa è la minaccia che il compagno, il partner fa il più delle volte alla donna. Questo è se importante denunci perché ci portano sì, via assolutamente, figli. no, infatti questo è bene ribadirlo concettualmente. Voi per questo vi siete battuti anche da questo punto di vista, no? Sì, anche noi ci siamo molto attivati sotto questo profilo, e anche perché se non mettiamo in campo proprio delle collaborazioni, delle forme di sinergia fra diversi livelli istituzionali in primis, ma anche con interlocutori di altra natura, penso ai consultori familiari, alla rete dei servizi territoriali, cioè noi dobbiamo poter dare a queste persone più tipologie di sbocco, tra virgolette. Mi veniva in mente, l'altro anno abbiamo fatto un convegno su questo tema e avevamo buttato lì un paradosso, ma per dare l'idea della dimensione del problema, che per alcune donne vittime appunto di fenomeni di stalking molto pesanti, che spesso purtroppo si traducono anche con l'omicidio, bisognerebbe arrivare a considerare queste donne come fossero dei pentiti di mafia, quindi con tutte le tutele dal punto di vista proprio della vera e propria sicurezza, il trasferimento addirittura nei casi più estremi anche in qualche altra realtà, se questo può consentire di prevenire un omicidio, perché purtroppo tante volte anche in presenza della denuncia formale alla fine la situazione non è migliorata, perché poi le forze dell'ordine più di tanto magari non sono neanche nella condizione di poter esercitare questo ruolo. E questa di proposta controllo. a che punto è? Questa proposta è una proposta che noi abbiamo, tra virgolette, buttato lì come paradosso. Bisognerebbe provare a rifletterci, perché potrebbe essere in qualche caso anche una possibile soluzione. Però il percorso che è stato delineato mi sembra che sia un percorso che rispetto ad alcuni anni fa ha fatto passi da gigante. Assolutamente sì. Le case di secondo livello non esistevano le case di fuga, esisteva solo un minimo, parlo di 15-20 anni fa, non di secoli fa, fino a 15 anni fa semplicemente cercavi di ascoltarla, facevi un sostegno quasi psicologico alla donna che denunciava. Oggi c'è una rete, prima abbiamo parlato di vari livelli, no? Ad iniziare dai vecchi detti che vanno cancellati, fra moglie e marito, mettete il dito se vedete che c'è una violenza, mettete tutta la mano. Perché non è possibile assistere a casi di violenza e dire no, sono cavoli loro perché magari c'è una porta che divide in un appartamento. No, se senti che una donna è picchiata dall'altra parte della porta, alza il telefono, e chiama le forze dell'ordine, vale per un bambino, vale per una donna, cioè non è che una donna non merita una telefonata alle forze di polizia. Però poi magari se interpellata nega il fatto. No, ma dico, fare rete significa che la rete di chi accoglie in ospedale si accorge che c'è stata una violenza, immediatamente si mette in contatto con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine 20 anni fa
quando una donna andava a denunciare la violenza, spesso e volentieri davano ragione al marito. Posso Non stiamo mica parlando di cose... Posso fare una provocazione allora? Sì. Scusa. No, cioè voglio dire, sono queste le cose, quindi voglio dire, sono stati fatti dei grandissimi passi in avanti da questo punto di vista. Non sono sufficienti perché ci vorrebbero chiederti... più centri, ce ne vorrebbe uno ogni 400.000 abitanti. Sì. Ma io per esempio mi sarei aspettato nella legge di stabilità qualcosina in merito. C'è come? Non l'ho visto io. Non era nella legge di stabilità, era in un decreto precedente, c'era ancora il governo Letta. No, era quello del 2003, d'agosto 2013. Ma non è poco, guarda che sono arrivati 16 milioni di euro di finanziamento per contrastare la violenza sessuale di genere, e in Veneto, per fortuna, perché abbiamo avuto la nostra veramente ripartizione 1.440.000 euro, per capirsi la regione però, di suo ha finanziato 200.000 euro. Sì, il problema però mi sembra però di aver capito, insomma anche parlando prima, che c'è un problema anche di continuità in merito a questo sostegno. Ecco perché io forse nella legge di stabilità magari mi sarei aspettato magari uno sgravio verso le aziende che sostengono queste associazioni, per esempio, poteva essere un'idea, non ho visto nulla in merito a questo. Ma abbiamo fatto la legge regionale apposta, proprio perché ci sia una continuità, però bisogna finanziarla. Perché basta che ci sia la continuità normativa, bisogna metterci le risorse, e già quest'anno non sono andate così le cose perché è stato dimezzato, ma adesso contiamo sull'assestamento di bilancio per ripristinare i fondi del 2013, e a livello nazionale bisogna che ci sia, questo si chiama piano di azione, è un piano di azione pluriennale, non è annuale, è un piano di azione pluriennale, quindi io credo che stiamo andando nella direzione giusta. Sì, io non sono così ottimista come l'onorevole Zante, nel senso che non so cosa abbia fatto i risultati della legge, per carità, va benissimo, abbiamo fatto sicuramente dei passi avanti ad oggi. Veniva detto prima da uno delle due responsabili dell'associazione di Padova, c'è un problema anche di risorse, Allora, dobbiamo dire o le risorse, perché 200.000 euro per il Veneto non sono grandissime risorse per i problemi che ci sono in Veneto. Allora, è chiaro che non possiamo neanche far finta che le risorse oggi basta muovere l'albero e vengono giù, cioè il pubblico fa fatica a reperire risorse perché insomma siamo in una situazione così. Allora come se ne viene fuori? Se ne viene fuori semplicemente, noi come Speranza Lavoro, come Associazione Speranza, lo diciamo ormai da 3 anni, chiediamo alla Regione, abbiamo mandato anche lettere, abbiamo sollecitato assessori, cioè costituire la rete della solidarietà, perché in Veneto ci sono molte persone che lavorano per tentare, ognuno fa il suo pezzettino, porta la sua goccia d'acqua. Se la Regione, senza mettere grandissime risorse, si occupasse e si preoccupasse di costituire un tavolo proprio su questi aspetti, sicuramente, ma un tavolo che dia anche delle risposte, perché oggi se andiamo a intervistare, ha ragione la signora Elena quando dice ma quanti conoscono la legge? Mi piacerebbe magari uscire qua in strada e provare a chiedere quanta gente la conosce. Allora, fare una legge e non preoccuparsi che venga conosciuta, secondo me, ecco. Poi dopodiché dargli la dotazione economica che è stata data, per carità, è sempre meglio che niente, ma va bene. Poi anche sulla questione delle case, a me mi sono capitati almeno 2 casi che, facendogli riferimento alla legge, facendo riferimento a tutta la situazione, la risposta era: guarda che io ho già provato a sfuggire a mio marito e mi ha trovato. Cioè, quindi il problema è mandarla eventualmente, non so, nelle Marche, cioè è riuscire. E allora come se ne viene fuori? Semplicemente con accordi magari interregionali. Cioè, secondo me una delle cose che si può fare con le risorse che abbiamo, perché è inutile dire che si fa chissà che cosa, purtroppo le risorse sono quelle che sono. Oggi c'è bisogno di fare rete e ognuno porta il suo pezzettino, se no altrimenti non se ne viene fuori, e questo è l'aspetto principale per quanto mi riguarda. Poi è vero che anche in Veneto, per citare sempre il Veneto è una delle poche regioni dove ci sono stati tantissimi casi, altri aspetti, però questo per dire come si risponde a un problema, di lavoratori e imprenditori che si tolgono la vita. Il massimo che è riuscito a fare la Regione è mettere a disposizione 200.000 euro per un progetto di numero verde, che qua la domanda è: se ne deve occupare la Regione oppure la Regione deve promuovere, e quindi c'è anche
Cioè, secondo me andrebbe un po' rivista un po' tutta questa situazione di aiuto alle persone che chiedono che hanno bisogno. Chiedo a lei, perché poi tra l'altro mi faccio riferimento anche all'aspetto penalistico, certo, che è importante, che lei suggeriva un'aggravante, parlavate di un'aggravante generica addirittura. Ma il fatto che ci sia una giornata dedicata ormai all'anno a un tema così importante dà anche il senso di come il fenomeno sia talmente forte, talmente impressionante ormai. Basta leggere tanto le cronache dei giornali, voi l'avete sicuramente detto, io sono arrivato in ritardo e me ne scuso. Proprio perché è non è una cosa su cui si può far finta di niente e su cui si può trattare come, tra parentesi, un reato comune, riteniamo che sia opportuno che ci sia una legislazione ad hoc proprio per far capire l'importanza della questione. Domani noi saremo in Cassazione per depositare una proposta di legge di iniziativa popolare, la presenteremo anche in Parlamento perché abbiamo anche un nostro parlamentare adesso e chiederemo anche all'onorevole Boldrini, la Presidente della Camera, di firmarla. Che cosa prevede questa norma? Sostanzialmente prevede pene molto più severe per questi reati, eliminare gli sconti di pena per questi reati, prevede anche il pene per il reato di violenza psicologica, più una serie poi di azioni a sostegno. Che è richiesto dalla Convenzione di Istanbul, che nessuno conosce, altra convenzione che nessuno sa dell'esistenza. Ma non solo noi, solo 5 stati, l'Albania, la Turchia, noi e qualche altro Stato. Pochissimi stati hanno recepito proprio gli indirizzi della Convenzione. Allora, quindi su questo, siccome mi ricorda tanto e ci ricorda tanto, almeno come Italia dei Valori, perché ne abbiamo anche discusso con il nostro gruppo di lavoro nazionale, il vecchio fenomeno dell'omicidio d'onore, in cui tutto era consentito perché tanto quella è la moglie, quella è la sorella, e in fin dei conti poi quando poi la chiama a testimoniare spesso si cerca di fare in modo di fare finta di far pace o meno, oppure si minaccia la donna in questione, allora viene sempre trattato come una cosa un po' sottovalutata anche dall'ambiente maschile, soprattutto dall'ambiente maschile, che spesso si è trovato a giudicare questi casi. Allora, poiché, ribadisco, la questione è molto seria, molto complessa ed è ormai intollerabile, riteniamo che non bastano più solo quelle cose eccezionali che stanno facendo le persone che sono dall'altra parte, anche da questa parte della sala, ma ci vuole anche una legislazione ad hoc, come l'omofobia, come una serie, ma infatti questo è fondamentale, una serie di temi in cui si dice guarda che se tu fai questa cosa qua è di una gravità talmente forte che te la facciamo pagare di più rispetto a quello che pensi. E allora, oltre ovviamente le cose sulle scuole, quello che vogliamo, però la legge deve essere chiara e chi fa un reato così schifoso la deve pagare. Assolutamente, no, questo è fondamentale. Poi vediamo quali sono anche gli ulteriori provvedimenti stati presi in Regione con la Presidente della Commissione Pari Opportunità. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi.